Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. A intra sa sala de su Custizu Comunale de Nugoro, Bustiano Pilosu setzi di paris a Pino Bosu, cantatore de uno de sos tenores istoricos nugoresos e presidente de su soziu Bogues a Tenore, che riuni diversos tenores de biddal differentes e chi este uno de sos partner de su progetto Modas. Pinu contat de cando ha cominciato issu in sos annos 70, cando de tenores in Nuoro innai a Pagoso, finza sa che a medas funi passanne a cantare in sos coros polifonicos a sa Nugoresa. Paris a sos cumpanzos de su gruppu Santu Predu, s'è sposto a imparare sos canticos a tenore de sa idda, iscultanne sos cantadores pro mannos, registranne e faghinne intervistas, grazie a sa ghia de ziu Armando Piras, unu traballu chi con su tempus ad appeltu a su tenore sal giannal de s'Europa. Pino faedda de cantu est importante mantenne sas differenzias, riconnoschere su traju personale de donzi cantatore, una de sas calidades pru bellas de sa tradizione de su cantu a tenore. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Pino Bosu. Salute Pino Bosu. Salute. E bene agattato in Oca in Nugoro, grazie a s'impigno tu, semmus in sa sala de su Custizu de Nugoro, cuda che so tutto sa mobilia antica de su comune Ezzu Nugoresu. Grazie a sa amministrazione che consente fatto a sa dimanda tua, insomma, non ha permesso di essere in Oca e oie ed è fare questa sa regionata sopra su tenore in una ida come in Nugoro in un besu tenore, grazie a Dio, si è sempre sconnotto, sempre strattato e questo al diese ha mulbito in su censimento che siamo facendo che bagalu un montone di cantatori che siamo su a prul de 230 gli pende belle che a 250 cantatori presenti come su 2021 in Nugoro. Come te lui destue questo ambiente nugoresu de su cantare a tenore a tempo de oie? Come te lo vio? Non che lo vio bene, non lo so viene male come te odia tappare scarcando vacchete. Lo so viene bene che battessine medas giovanos. Ma medas giovanos che bisogna studiare e si sono impegnando a cercare di tornare in palasa. Mi so abbizzando che basta, soprattutto io e sono cercando di tornare in palasa il suo canto e il suo modo di cantare. Cosa che noi praticamente noi Dio come so che queriano radio discusso, soprattutto che oggi sono essine che in questa mentalità. Torniamo in palasa per imparare su chi sorvezzo fa chiana. Quando io cominciavo da io, non che vivi sempre questa idea di tornare in palasa. Però abbiamo più la fortuna di avere gente che questo tipo di canto, su canto a tenore, lo cantavano già. Con ciò noi intendevamo già gente di una certa età, già tornata in palasa. Abbiamo fatto per gli studi, abbiamo fatto ricerche, abbiamo fatto domande anziane, non siamo confrontati con gente anziana. Ma mentre io, dell'età di capo io, da quando ho iniziato io, a s'età di 20 anni, 14 anni, stavo su Rione Santu Predu, non mi sono vicinato sul Santicur di Nugoro. Baia che la gente viva, baia che la gente che ha 90 anni, baia gente che ha 80 anni. Magari non cantavano proprio, non vivete un gruppo a tenore, non esisteva una contra, un basso, una mesuvoce. Si riunivano così, vedevano i saprati su rosario, si lavavano una cantata da gai, oppure cantavano a bocca sola. Con ciò abbiamo più la fortuna di intendere che la gente anziana cantando a tenore. E oggi lo vedo, come te lo vedo, questo spesso in Ordovano lo vedo, mi interessava a questa cosa, ed è stato bene per sapere di Nugoro. Naro questo non venne pro sapere di Nugoro, non lo naro pro sumaro, lo naro che hanno facchete. Pata più sempre me dar discussione sopra sapere di Nugoro pro su quanto a tenore. Se sempre nato che anche in Nugoro su quanto a tenore non esistia. E come te mai gusta? Su quanto a tenore in Nugoro è sempre esistito. Su quanto a tenore in Nugoro esistava, poco mentre la viola io, una zica abbandonata, una zico abbandonata, non è che non besitava, è sempre esistava. Una zica abbandonata da quando ha piccato la moda dei soscoros.
quando sono naschio sos coros, su tenore lassà una zico a banda. Adesso va che questo tipo di discorso come che sono tornando in palla, che so sanno lo documenta un po' iniziato deo. Si cantava a coro e si lasciava perdere su tenore. Mentre che su tenore chi però esistia su tenore, che vivi su tenore. Vivite all'interno del coro in ungaro, vivite all'interno di altro coro spuro. Nel momento negli anni 70, io ho cominciato a mi canticare, intorno al 73-74, fui pintarau a fare parte del gruppo Santo Predu e su 75-76. E mi ammento sempre, fitto una guerra, che su tenore fiti sparinde. Fiti sparinde, tant'è vero che mi ammento la prima esibizione che facevamo, la prima volta che devo andare sul palco a cantare e si sta in Nugoris Eliseo. E fitto una guerra, mica che anziare sul palco. Non mi queria mai anziare. Mi lamento sempre questo particolare. Non mi queria anziare proprio su preso palco e mi ha fatto anziare sul palco zio Pascale Marotto, biado che in zio Pipino Marotto. Fitto una rassegna e tenore che ha organizzato Bivita Armando Piras in mezzo tutto questa. E devi pure un crieggio. E fitti desa rara volta, questo mi lamento, che vai a tenore, ma me da tenore de gente anziana su questo palco. Gente che non va mai cantare in palco. E Armando Piras fi resistiu allora fa che scantare su questo palco. Ma metto pronare bivitti, su tenore rotteggi, bitti, lula, onani, mammento. E calcatti il tenore devora baia pure. Beh, seneghe, che mammento sempre a siburi che truco, devi una creatura proprio. Orgosolo manca. E Orgosolo bivitti zio Pascale Marotto e zio Pipino Marotto che cantavano. Vinicius che mi hanno proprio mi hanno fatto anziare, però anziare su uno palco ho visto una cosa. E mi hanno convinto la prima volta in costume e che vi pensiamo. E che pure tenevo che anni prima abbiamo più la fortuna di accattare gente anziana, di non accattare in mezzo. Che sono cantati tenori bivitti. Nugoro invece se si sta una zico abbandonato e non aveva neanche il Nugoro, il tenore non esisteva, invece non fu vero, tenori bivitti. Poi, devo ripeto, sono entrato sul gruppo Santo Predu, mica io mi lamento sempre, Iacalino e Armando Piras, e ho iniziato sul gruppo Santo Predu. E su 77 avevamo fatto la prima europea, noi il ballo, su 77-78 in Vienna, la prima sia, che avevamo fatto a Sestero perlomeno. Fimmo come ospite d'onore che saranno prima venuti in Nugoro. E a momento abbiamo andato tenore e una rappresentanza del gruppo e ballo a Vienna, Chin Armando, sempre Chin Armando. Devo negoziare di Armando che Armando de Pomeda, il suo cantato tenore devo Armando de Pomeda. De Pomeda è del giusto cuisiniata, che l'ha sempre spessata e l'ha passare sempre gai. Su Caddao Armando Piras, a Savid di Nugoro, su preso cantato tenore, da chi bantano sa oie, penso proprio che non l'ha padao nemmos. E ripeto, non che non vai a gente che cantava a tenore, però si spunto a tornare questo tipo di canto, e sa vita in Nugoro, come la dava Armando, lo dobbiamo narrare. Poi cada uno di noi, una ziquittesinata, no, non manco per maloso, a San Ugorese andiamo, no, ischietto, magari la narra scherara, limpida, sa cosa, in maniera che non va a nemmeno schiappa denaro, questo regai. Cada persona ha sa parte positiva e sa parte negativa. Su bello sta a vedere sempre sa parte positiva, poi sa parte negativa su un'altra cosa. E Armando, promeda Nugorese, l'hanno abido in negativo. Per su buono di Nugorese, però, sopra di questa cosa, di quanto a tenore, è positivo. Che l'ha tornato a battire dopo una vita, dopo un'eternità, di quanto a tenore. L'ha tornato a fare naschire. Poi Deo ha sempre scantato che a me si è sempre aggradio. E poi, grazie a Dio, fimmo in un bichinau che questa cosa l'aggradavano a tutti. O in Sapratta, o in Silleri, o in Loghe Cubile, Loghe Tusorio, una cantata a tenore non l'abbiamo sempre fatta. Bene o male, vivi sempre scudo o un anziano che se la cantava. E ha pubblicato un modo mio di cantare. Ho imparato in Armando, prima a me ne viviti Predu Picotto. Però siamo stati sempre in questo ambiente, l'ambiente vi sempre scusso. E te narrere. Deo mi ha sempre spiegato una moda a me. Noi scoprite però capivi sempre già da tanto questo negozio, no? Tra gruppi, io mi lamento sempre. So sanno che cantavo sul gruppo Santo Predu Deo, ma a me vivi in Sonuraghe, no? Fin pago sul gruppo che vivi in giro, del tenore. E vivi per un Uraghe e vivi Predu che cantava a bocche. E vivi sempre questa ripetia, no? Tra di noi. Già da tanto sempre a cercare di andare sempre a dannanti, spero cercare di fare queste cose bene fatte, non queste cose fatte tra l'allera. Cercare di cantare sempre il suo modo più originale possibile. E bene o male abbiamo sempre cantato il suo originale a San Ugorese, a San Ugorese.
è sempre scusso. E mi hanno imparato sempre una cosa, su traglio. Su cantare a San Ugoresa non fi solo sa maniera cantare a San Ugoresa, cada uno ha un traglio suo, sa vocche, devo vedere sa vocche. Attenzione, secondo me, da sa galoie, va che non il ballo, confondene su traglio chi su mudo. Uno è su traglio da sa vocche, uno è su mudo a cantare. Poi traglio significa finza, scusate la parola in italiano, e sto traglio vinzare di un altro pezzo di su tenore. Su tenore non fa che parte solo sa vocche, va che sa contra, mezzo vocche e basso. Cada pezzo ha un traglio, cada contra ha un traglio suo personale, d'espressione gutturale, la che non regai. Cada basso ha un'espressione sua, cada mezzo vocche ha un'espressione sua, però sempre il suo modo della tradizione propria. Devo fare un esempio come, sopra di un basso, un ugureso, che a me mi sono sorbasso che mi sono abbarrato su buono, impresso sempre. Su primo su Popomicchi. Su Popomicchi puite, che Popomicchi su basso suo, fi personale, e ha iato un modo di girare su basso che devo la pinninugoro la pinteso solo a isso. Isso va che a questa girata da basso, cioè, come intendere, come li spiegare? Sa contra, secondo me, è una voce più che necessiti armonizzare e a fare determinato passaggio durante il suo canto. Su basso non era semplice, proprio mica fittunico. E tanto usato spesso. A me mi sembra gradito che cercare di fare su più originale possibile. Poi ha inteso tanto altro modo di cantare. Però, bene o male, su modo a San Ugoresi stavo sempre scudo. E basta. Poi sono stato tanti anni su Cuba Santo Predo, siamo sempre andati a dannati, schiso anni. E poi il fatto su tenore Santo Carlo. Sì, poi io sempre si a cantare. Anzi, a più vinza sonore, cosa che non hanno un amico mio, da cantare a coro. Ah. E cantavo a tenore e cantavo a coro. Quando cantavamo a coro, fimo bravo spuro per lampo, fimo veramente bravo. E te cantaias? Prima va che io devo. E questo amico mio va che a seconda. E fimo solista, guarda caso. E facevamo solista a tenore e solista su coro. A questo amico tu, chi è? Predo Piccotto. Ah, Predo Piccotto. Hanno preso. Hanno fatto questa esperienza, è pure una bella esperienza dopo tutto. A me mi piace da cantare a coro, non è che non mi piace da cantare a coro. Però la passione è sempre stata per il tenore. E poi sempre cantato a tenore. Però, nonostante cantavamo a coro, cantavamo finta a tenore, che sul tenore l'avevamo sempre. Sia a Deo, sia a Predo, cantavamo sempre a tenore. Dopodiché, dopo tanti anni, io creavo questo, mi aggradia sempre a fare un tenore nuovo in numero. Io ho fatto. Lo fimo riunire questo battero che mi compagno, dai spunto mio sempre. E io creavo questo gruppo tenore Santo Carlo. Ma questo nome da un becco l'Azel Bogat? Su nome, a una responsabilità, su nome, ben nasce Parisso il nome. Avevamo un'idea. I numeri li punimos a questo tenore, i numeri li punimos. Il Redentore non li potevamo sponnere, che Baiaggiai hanno prima un gruppo sul Redentore che hai un ballo e tenore. E una responsabilità da me mi venne in conca a Vinsasa su nome Ianna Ventosa. Questo nome a me già da allora mi viaggiava in conca. Mi vi bene in conca Ianna Ventosa e un altro nome come non mi vabbè, è una campagna. Un nome di questo, però, che mi vita barra impresso sempre dai contorvessero della anziana. Da non arriviamo in uno silleri e ha fatto una piscina a Baia a Goi. Ma siete sempre girando, siete sempre Santo Predo, mille cresiedde, datele un nome di una cresiedda. Ponili Santo Carlo. Una bella costa, perfetta, li poniamo Santo Carlo. Ma abbiamo sposta per caso Santo Carlo, però non pensando che poi alla fine Santo Carlo andava a metà cosa. Santo Carlo ti va a tappessare grazie a Ledda, ti va a tappessare a Ciusa, ma che lo va a posta, è stato un Ciusa proprio di fronte alla crisi di Santo Carlo, grazie a Ledda è stato poco distanza. E gai tutto, questa cosa spero vivi sempre. Sa passione non fisso l'uso quanto a tenore, sa passione vi peri di cercare di mantenere sa cosa tradizionale, non nugoresa, scompreso. Quando vediamo su un pacco, sa verità, io mi lamento, negli anni 70 mi lamento, che vivi sempre questo
Dai parte de gente de fora non davano a me da credito come in Nugoreso a livello de tenore, viti sparinde, viti. Armando Piras ha fatto qualche cosa di spettacolare. L'ha dato con l'importanza. L'ha tornato a ripopolare questa cosa. Che sa gente idea di fora de Bruce so scoros polifonicos e tanto su tenore venia da zigu carragliato sa fama, no? Sì, carragliato da gustate la musica e sa gente e voi sei cantatore polifonicos. Infatti. No, non sei cantatore, infatti, però sa verità invece se sattera che su tenore è sempre stato che in una moda sua come è fin naturale che besserede. E certo. E forse il Bivini vinta so scanticol de Gresia. Bivi so scanticol de Gresia. A cantare in battoro, a cantare in battoro e noi spruchi su tenore abbiamo fatto questo, abbiamo cantato sorgosos. Però dopo sincero, lo siamo cantato sorgosos, noi che non lo siamo cantato. Io sinceramente in Nugoro non lo sapevo mai inteso. Dai sorbezza, non lo sapevo mai inteso. E lo siamo fatto sinceramente, lo siamo fatto. Come te posso narrare? Io non mudo meglio di pensare quando cantavo a tenore. Io sempre un mudo meglio. Sorgosos lo facciavamo se non lo facciavamo. Facciavamo per esempio battor ballos. Sono l'unico ballo che però ho sempre fatto sul palco fin tre. Passo torrao, ballutundu e dillu. Su dillu l'ho sempre fatto a tenore. Che noi poi su Santo Predo. Chi su Santo Carlo, chi su tenore Santo Carlo non mi è mai capitato di che su dillu su preso palco. Non mi è mai capitato di l'uva che per un motivo, che poi magari la l'uva che però non lo so, è una cosa che mi veniva da sé a non vi l'uvachere. Tornando in pala a sua originalità. Io perlomeno non ve l'ho pur fatto che su tenore Santo Carlo che non fitti una cosa originale nugoresa. Fitti su dillo e si sta un ballo creato da Armando Piras. Sa danza, vista ma stessa cosa, vi teniamo una sorta di assumizzava a me da su cosa, sul tipo di su quanto di seneghe. E la facciamo a vero, la facciamo. Che Armando Piras non facciamo mille cose, che facciamo e la facciamo bene. Tanto è vero che la facciamo gai bene, che non aiana sia su dillo, sia sa danza, assumizzavano altro scanto, non assumizzavano proprio. Cioè su dillo che facciamo che sul gruppo Santo Predo. Non fitti una vesseria, fitti organizzato e so scorfoso. Fini completamente diverso, non baia una vita che ti podia narrare, cussu e scoppiao da su tenore urune, e scoppiao dai cud, e scoppiao da cuddatero. Infatti, spromedas, vinas a carcannu va, che questa non sono fesserias, vinas a carcannu va, che fin convinto, che su dillo, a danza, mascamente su dillo. E non vuole sempre esistire. Per fare un esempio, no, non è una critica. Però ripeto, è bello, che sono cosa seria, devo una cosa seria. La dico seriamente questa cosa che è seria, la cosa, che si spara quella sanno che sono un'altra, perché a Barananada stanno uno la si interpreta in una maniera, uno la si interpreta in un'altra e sono un'altra. Io so va a vedere costruttivo, no? E che stiamo negoziando. Quando Armando ha fatto su Dillo, vi fatto chi ne scopo, non vi fatto gai. Quando siamo negli anni 70 a su palco, so cantare i TV, stirria, zirada, passo torrao, ballutundu e mutos, e a Sandira. Sei, su preso palco un tenore. Noi che barrava 3 ore, come va che noi, va che una poesia, l'inizia una daonale che la viene dopo 3/4 d'ora, chi una poesia, chi un'istirria. Non esistia prima lui. Io mi lamento questo, Cioè, devo ammettere soprattutto questo. E so essere una zicchina di ora, poi torniamo a girare. Quando si cantava devo parlare sempre degli anni 70-80, non vi vini tutta questa poesia lunga. So tenore non cantavano a lungo. Che poi tenore devo mettere Orgosolo, Silanusu, Seneghe, Bitti, Orune, però l'unico tenore devo ammettere che va a questa arbetta poesia lunga, fitti Orgosolo. Orgosolo va a questa poesia lunga, sono altri tenori, non fi basato su quanto a tenore, basato su quanto a tenore, non fi basato su questa poesia. E infatti il momento, quando ho imparato Deo, dice che io sempre scudo la poesia, ma cantavo sempre salmattessi. Tanto è vero che in mezzo a poesia mi sono barrata in intro e ne ho fatto proprio meglio di questa poesia. Però poi chi so sanno, pure, dopo cominciavo che tutti sono altri tenori spuru, tanto
baia gruppo che baian poetas a sentire dello tenore. Orgoso è sempre stato ricco de poeta, gente che scriviat. E hanno bene o male tutto lo tenore di pura, poi pigliare spunti, poi comincia a cambiare qualche poesia. Però la verità è che lui non è schiappa, magari a lei, che discono un montone di poesia, però cantando a tenore a moda mea, bene o male, a essere un vizio, ripito sempre scudar ma stessi poesia che esco dai sempre. Tuttora la scambio, ne cambio qualcuna, per carità, ne cambio sempre. Quali sono queste poesie che ti aggradano a te? Allora, dopo iniziamo con la poesia di Pipino Meriu, a Nugoro, terra vorte gentili su questo canto, io penso che su buono di sarvo che si Nugoro per imparare in questa poesia. Su buono sarvo che Nugoresas. Su Nugoresu, cantone di Ciudaga. E calcate cantone, invece da calcate un poeta, per carità. Sono talmente torto, quando canto, che non mi ammento. Non mi ammento questa poesia, dopo sempre un'utilità, veramente, sono sempre di sta guai. Se mi capita in compagnia, in rebotti, in un spuntino, non esco commento, però mi la. Infatti, sto scompando di su tenore Milano, ecco qua, dopo la sera boccande. Tuttora ti schidas e questa poesia a campo. Chi mi la intende spesso, però non sempre. Per questa cosa fa che parte del peso del suo tenore, della passione per questo canto. Ascolta, può serrare questa regionata nostra. Ti queria raccontare di questa esperienza tua del presidente del Assozio Boches a Tenore. È sempre attivo su Assozio e fa che parte di questo progetto che siamo facendo. No? Esatto. E poi è nasciuto questo Assozio. Devo fare parte di questo Assozio che su Tenore e sono presidente dell'Assozio Boches a Tenore. E ne sono onorato, naturalmente ne sono onorato, ma non ho fatto presidente, non ho compreso, ma completamente fatto presidente, comunque ne sono onorato. Ripeto, io non sono un tipo che negozia meda, mascamente in questa scuola, non sono un tipo. Non che sono nato qui da Creste. Quando sono in compagnia, magari mi chiedo in cosa, negozio tutto diversamente, però va che parte del suo carattere. Io penso che va che parte del suo carattere. Del suo carattere sono sardo, dopo tutto siamo ormai da serrao, siamo mascamente in zona nostra, in zona della Barbagia, siamo su una di serrao, non sono un chiacchierone che mi gravità è tesinato. Insomma, quando mi hanno fatto presidente di questo Russia, oi, ma non diamo in misero in occhio. E invece poi a bello andare a dannanti, non er nuda de. No, ma se finza su un organizzatore, quando capita questa situazione, se ischi organizzare. Sì, no, io resissimo a bello, dai, che in umiltà resissimo andare a dannanti. E trattare chissà gente pure. Trattare chissà gente è la prima cosa. Ma questo a baita che in un sozio a scrivere a trattare a mantenere la gente unita e gai, non è una cosa che deve che importa, è una cosa non è solo a fare dare meda, esatto. No, è a mantenere la gente unita. E questo, ma che è spogusso che ti hanno fatto presidente, che questa scalità la stene. È bello vinzare scusto. Tu mi sei dato un spunto come mi sei aiutando sul negozio, no? Che, ripeto, magari non per non lo che rennare, però magari non ti vieni manco a sparare, io che mi ha dato un spunto proprio. Che in un sozio a questo livello non è facile andare a dannanti, che non siamo tutti uguali, basando che si spora diritto. Su Pacu nascimento dei problemi, e già a mollare tutto, che tutto veniva. Non era manco una schio che già veniva tutto. E non era facile. Ed l'avevo provato, l'avevo provato veramente, che ha battuto più periodo, proprio da gente che viene la scande, problemi, non si riesce a andare a dannanti, Io penso che uno sozio sia la stessa cosa come ti sia una famiglia. Se la famiglia la mantenere unita, la manda a dannanti. Se pago molla, è andata a finire tutto quanto. Però grazie a Dio questo sozio stanno a dannanti, esiste un altro sozio puro, in Sardegna siamo due sozi, adesso è una cosa bellissima questa, e tenere. Prima nasce uno sozio, e tutto quanto facciamo parte di questo sozio. Poi, o per una cosa prosata, o per qualche cosa abbia diversamente da uno, o abbia diversamente dagli altri, nasce questo altro sozio, e poi alla fine andiamo d'accordissimo, traballiamo sparisi, e magari che andiamo a travallare galo provando sparisi.
Però l'abbiamo una cosa bella questa, che si esessi mancare in due, andare a travallare meno. A travallare meno, che mancare che su confronto, su confronto tra una persona e un'altra, tra uno socio e un altro. E si riesce a travallare meno. Ed è una cosa, sono contento, questo lo da ponare, sono contento davvero di questa cosa. No, però me pure il gai che va per un luogo pochi si che impegnare, va per occasione, se finza sa differenzia de maniera de trattare sa cosa, sa chi non zune tene su sa maniera sua, tenzende duoso funziona bene, poi a su bisogno nos unimmus e come abbiamo fatto per questo progetto e per questa rete del Sudenore che siamo il Fraigende Parisi, Esatto. che proprio da questo fatto benaschi di poi un'unione che in altra maniera magari non l'abbiamo fatta, se no abbiamo abbarato scropato a malagana, no? Esatto, Invece esatto. in questa maniera, non zona tenere spazio su, fa che su trivaglio su e quando bada a unire può trivagliare Parisi, lo siamo il facende e credo che lo siamo il facende neppure. Assolutamente, stiamo lavorando benissimo, non bene, andrà benissimo. Quindi serrammo questa bella regionata in Pino, che fino a appuntamento, che essendo due presidente del suo sozio Boques a Tenore, andammo a tornare a regionare, canto che venimmo con questo primo progetto de modas che dobbiamo attaccare che sul secondo che abbiamo presentato in questo Diese sul Ministero dei Beni Culturali Italiano che si narra di Sterritas, che l'abbiamo fatto Parisi. Andiamo a tornare a regionare adesso il risultato di questo primo trivaglio e abbiamo a vedere quali sono in Sardegna e sul mondo nostro sul risultato del suo vagere che speriamo sia tutti buoni. Certo. Tanto grazie a Giappino Grazie a voi. e a Tralboltas. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.